Zoe Masetti 1.07 e 15, il passaggio ai 100 metri, subito al comando delle operazioni a ipotecare il passaggio nelle 8. Seconda posizione c'è la Buttignoli con 1.10.48 e poi la Casali a caccia di un posto in finale, 1.12.23 al passaggio, vicina anche la Pederiva che sta nuotando in seconda corsia. Prossima gara saranno i 200 d'orso junior maschi, saranno 2 soltanto le batterie previste. Per la prima Alex Salvadori alla 2, Thomas Vecchiato alla 3, Federico Pignaton 4, Lorenzo Dalla Torre 5, Dennis Dose in 6, Marco Spagnuolo alla 7. E dunque saranno 2 le batterie junior maschi, ancora 2 quelle assolute. E poi ricordo invece 200 d'orso assoluti maschi, verrà nuotata la finale diretta questo pomeriggio. Attenzione, prego, è stato consegnato qui alla postazione microfonica il cartellino di Giovanna Ciobanu della Caorle Nuoto. L'atleta può ritirarlo qui presso la postazione microfonica. Giovanna Ciobanu, Caorle Nuoto. Intanto Zoe Masetti 2.19.04 si mette in seconda posizione generale, Elena Buttignol 2.26.73 in sesta posizione, dovrebbe essere dentro anche la Casali, settima. Come sempre si attende la conferma da parte dei giudici, al via la prima batteria junior.